Ai nostri tempi la certezza del lavoro, la certezza che si poteva conquistare un po' di mondo lavorando era una sicurezza assoluta. Questi ragazzi non ce l'hanno ed è per quello che è importante che capiscano che costruire se stessi con competenze, con passione, con interesse, superare le difficoltà, vederle come un'occasione per crescere è fondamentale per poi avere riuscita nel mondo del lavoro e quindi nella vita. Una delle cose che caratterizza il lavoro oggi, soprattutto per i più giovani e nel primo approccio, è magari la precarietà o magari l'essere pagati poco. Precarietà. Oggi è visto come un fattore assolutamente negativo e lo può essere per certi versi, ma attenzione, i cinesi quando parlano di crisi hanno un ideogramma che vuol dire pericolo ma vuol dire opportunità. La precarietà, io vivo da precario perché io ho fatto la libera professione da sempre, ho iniziato a lavorare a 13 anni, ne ho quasi 76. La precarietà è l'occasione per non invecchiare, per sentirsi sempre in lotta, per battagliare. Lei lavora in Val Fontana Buona, ma la Val Fontana Buona offre occasioni ai ragazzi oppure... Sì, decisamente. È che le occasioni vanno conquistate e ogni occasione che si presenta costa fatica. Tutto quello che uno vuole realizzare, tutto quello che uno ha la volontà di fare, lo può realizzare anche in Fontana Buona. Anzi, ci sono delle opportunità che forse sono un pochino sottovalutate, perché all'inizio sicuramente non potrebbero dare risultati che altrove sono più facili da ottenere, ma le opportunità ci sono. I ragazzi di questa età che visione hanno del lavoro? Credo che non ci pensino perché è una cosa lontana, però il fatto della la scuola ha proprio il compito quello di farli riflettere sul loro futuro, perché aiutarli proprio a costruire il loro futuro e quindi aiutarli anche a indirizzarli, anche dando anche dei consigli, proprio perché il fatto, una cosa che dicevano i relatori era proprio quello di avere tante passioni e di seguire le proprie passioni, le passioni del proprio cuore